Tradizionale Via Crucis stamattina a Favara. Gente ha seguito da Piazza Cavour sino al Calvario i simulacri di Gesù con la croce addosso e di Maria addolorata. Il corteo dei fedeli, per la verità presenti in minor numero rispetto al passato, ha percorso le 14 stazioni di dolore e passione del Cristo, snodandosi tra le vie cittadine. L'omelia quest'anno è stata affidata a Fra Salvatore Di Bartolo. Ricordiamo che nel pomeriggio è possibile far visita al Calvario con la Via Crucis degli anziani, ammalati e diversamente abili. Stasera alle 21, prima la processione dell'urna vuota da Piazza Cavour sino al Calvario, dove poi alle 22 è prevista l'omelia di Don Calogero Lobello. Quindi la deposizione della statua di Gesù all'interno dell'urna e la processione del simulacro, accompagnato dalla statua della Madonna, sino a raggiungere Piazza Cavour. Lì l'omelia dell'arciprete Don Giuseppe D'Oriente e la tradizionale spartenza. Intanto, stamattina Sicilia TV ha voluto fare, come sempre, le riprese della Via Crucis, con diretta TV nella parte clou dell'evento durante la crocifissione, anche se, va detto, non ha avuto aiuti economici né da parte della Chiesa né da parte dell'amministrazione comunale. Il nostro editore ha deciso di farlo dopo le numerose chiamate pervenute in redazione in questi giorni da parte di cittadini, soprattutto anziani e ammalati, che ci hanno comunicato dell'impossibilità di partecipare in prima persona al tradizionale appuntamento. La richiesta che ci hanno fatto è quella di seguire noi la processione per loro e mostrarla in TV. Ci saremmo aspettati che questa accorata richiesta ci fosse arrivata dalla locale comunità ecclesiale cattolica, ma invece così non è stato. Ci è arrivata solo, si fa per dire, da numerosi e numerosi cittadini. E Sicilia TV, lo sapete, fino a quando ne avrà le forze, risponderà sempre presente alle richieste fatte dalla popolazione.